Ciao a tutti Pedroli, eccoci finalmente a cominciare questa nuova avventura con Shogun Total War 4 of the Samurai. Allora, dal sondaggio che è stato fatto, è scaduto lunedì scorso, praticamente voi preferite che cominci con gli imperiali e come avevo detto, io preferivo cominciare con questo clan qua, cioè il clan Choshu, che confina con la penisola dove nell'altro Shogun cominciavi con gli Shimatsu e poi ti estendi poi per tutta dopo per la terraferma, che è poi tutto il resto conquistabile dove c'è praticamente lo shogunato, in buona sostanza. Allora, io ho preferito utilizzare questo clan perché comunque, essendo così a metà tra la zona degli imperiali e la zona dei shogunati, ti possono, cioè, vi dà modo di avere più scelte, quindi essere più interagibile con voi, insomma. Per cui secondo me è un buon clan. Poi, per quanto riguarda la difficoltà, ho visto che molti mi avete scritto che una sfida degna di me sarebbe farla al difficile, a parte che è la prima volta che la faccio questa campagna. E poi, secondo me, essendo una campagna interattiva con voi, sarebbe meglio avere una difficoltà normale, in quanto se comunque voi doveste fare una scelta che in quel momento può risultare non appropriata, almeno alla difficoltà normale riuscirei comunque a gestire la situazione in un modo o nell'altro, mentre invece con difficoltà alte, tipo difficile, molto difficile, sarebbe molto più difficoltoso. Quindi secondo me ne verrebbe fuori comunque una bella campagna anche a difficoltà normale, vedrete, fidatevi di me. Per cui adesso direi che possiamo cominciare e diamo il via, diciamo, al filmato iniziale. Dopo il periodo Sengoku Jidai, la pace regnò per 200 anni. A Kyoto, l'imperatore conservò il suo titolo di capo di Stato per volontà divina. Ma il vero potere era detenuto dallo shogunato Tokugawa. Per 2 secoli regnarono col pugno di ferro. Il Giappone prosperò e il popolo ne era felice. Nel 1854, in seguito all'arrivo delle navi da guerra americane, tutto cambiò. Lo shogun abbandonò il popolo a se stesso e firmò il trattato di pace e amicizia. Le porte del Giappone si erano spalancate. Cominciarono gli scambi commerciali, ma gli accordi finivano spesso con il giovare solo alle potenze occidentali. L'economia andò in crisi e il popolo ne soffriva. La sua rabbia si tramutò presto in cieco furore. Nel 1863 l'imperatore spodestò lo shogun. Con un decreto imperiale venne decisa l'espulsione di tutti i rappresentanti delle potenze occidentali. Il Giappone non sarebbe diventato una colonia occidentale. Era giunto il momento di reagire. Le potenze occidentali, dal loro canto, risposero. Gli infidi occidentali sterminarono il nostro popolo. Lo shogun perse rispetto e lealtà. La legge imperiale doveva essere ristabilita. Per rafforzare la sua posizione, l'imperatore firmò una pace con gli inglesi. Studieremo le loro strategie e scopriremo i loro segreti.
Solo allora potremo distruggere lo Shogun e restituire l'onore al Giappone. L'imperatore deve uscirne vittorioso. Dominio di Choshu. Discendente dallo storico clan Mori, la nostra famiglia ha sofferto sotto lo shogunato Tokugawa a causa dell'opposizione durante il periodo Sengoku Jidai. Ora lo stesso shogunato è stato manipolato dalle potenze europee. Per il bene di tutto il Giappone, dobbiamo assicurarci che il potere torni nelle mani dell'imperatore. La nostra priorità è quella di rinforzare i legami con i domini che condividono le nostre idee. Possiamo aspettarci del sostegno dai domini imperialistici a ovest, ma qui, sull'isola principale, affronteremo la forte opposizione dei fedeli allo shogun. Il controllo imperiale di Kyoto ed Edo sarà vitale se vogliamo togliere potere allo shogun. Dovremo marciare verso est e sterminare chiunque si metta sulla nostra strada. Quando scoppierà una guerra su larga scala tra le forze imperiali e quelle dello shogun, il popolo di Choshu sarà in prima linea e guiderà il Giappone verso un futuro glorioso. Allora, eccoci qua. Mi dà già una missione. Obiettivi: aumenta il livello di sviluppo del tuo clan. Come ricompensa, gesta ispirate per 12 turni. Vabbè. Adesso dopo vedremo anche bene cosa dobbiamo farci. Vediamo un pochettino come siamo messi qua. Allora, abbiamo questo clan qua, monoprovincia, con cui entriamo in guerra. Quindi direi che prendiamo subito le truppe dentro la mia capitale, che sono il generale e il lanciere, e me lo metto un lanciere che me li metto nel mio I esercito nostri principale. eserciti non possono accedere ai porti o ad altri edifici al di fuori dell'insediamento. Ok. Poi direi che me la prendo, questo è il mio esercito principale, me lo metto qui sul confine, per non farmi logorare le truppe dall'inverno. Allora, abbiamo I anche un Shinshishi agente. sono in grado di radunare gli indecisi a sostegno della causa imperialista, incrementando la felicità in un insediamento. Ok, Con l'aumentare... vediamo un po' che abilità. Quindi può assassinare e incitare rivolte. Praticamente è un mezzo ninja e un mezzo monaco del vecchio shogun. Vediamo se lo metto nell'esercito. Instilla entusiasmo. Vabbè. Quindi aumenta il morale delle mie truppe. Qui abbiamo una mia flotta iniziale che mi dà, che sono 2 barchine, una di piccola taglia e l'altra di media taglia, con lo scafo in legno. Lo tengo lì per supportarmi per supportare il mio attacco. Qui allora abbiamo la cava di argilla come prodotto nella mia provincia, che se lo aumento mi aumenta l'economia e mi riduce i costi di costruzione. Qui abbiamo invece un bel porto, che adesso aumento per aumentarmi la rotta commerciale. Qui abbiamo, allora, qui la struttura principale è composta da un villaggio e una roccaforte, l'hanno diviso in 2. La roccaforte o la fortezza, praticamente come si chiama qua? Praticamente la fortezza si occupa della parte militare, mentre invece il villaggio della parte economica, quindi ti fa costruire, eccetera. Intanto aspettate che metto 2 fucilieri a reclutare. Quindi praticamente hanno diviso in 2 la struttura principale, costa praticamente di più. Con una ti dà i slot da upare, con l'altro ti dà lo slot da costruire, quel villaggio. Allora, qui abbiamo il nostro clan alleato che mi pare al confine da qua. Quindi sono ben parato da qui. Poi andiamo a vedere adesso il riepilogo dello sviluppo del clan. Qui praticamente questo mi dà comunque tutte cose economiche. Qui mi dà più 1 alla modernizzazione e più 10 alle operazioni diplomatiche. Adesso ho solo questa striscia qui di sbloccato di tecnologia. Man mano che si sviluppa il clan si prendono altri livelli di modernizzazione e poi si sbloccano le altre strisce di tecnologia, insomma. Vediamo un po' cosa posso fare a livello diplomatico. Qui c'è questo clan di cui sono indifferente e praticamente proviamo a farci un accordo commerciale. Vediamo un po'. Prego, parlate con onestà. La Vi proposta è dedicherò la mia soddisfacente, quindi ok, attenzione. andiamo. Buono. Basta, basta. Non c'è nient'altro da dire. Va bene. Poi di altro... Sono qui per ascoltarvi. No, buono. Quando avrete... Poi di altro non posso fare più niente perché non ho rotte commerciali. Qua il pannello di controllo del clan è molto similare
a quello dell'altro shogun, dove c'hai tutto il resoconto degli obiettivi, condizioni di vittoria e le abilità che hai in quel momento, bonus che hai in quel momento lì. Quindi non c'è niente di nuovo. Nella famiglia e consiglio io abbiamo il mio daimyo, il suo... Ah, qui una cosa importante è che per dare gli incarichi ai tuoi generali devi aver prima aumentato la fama del tuo clan e anche il livello del tuo generale. Qui il classico resoconto, adesso non mi interessa. Allora, direi che possiamo passare il turno, tanto non dobbiamo fare più niente. E eccoci qua. Allora, qua il mio nemico, il mio clan in guerra, ha fatto uscire il suo esercito. Proviamo a bombardarlo, vediamo cosa succede con la mia flotta. 14 vittime, non è male. Scusate. 14 vittime non è male, non mi è salito molto di esperienza alle navi, ma vabbè. Direi che adesso portiamo queste truppe, le portiamo nel mio, che ho fatto adesso, le portiamo nel mio esercito principale, così c'è più fucilieri. Proviamo ad attaccarlo. Allora, ovviamente scappa. Hai selezionato un obiettivo al di fuori dell'area evidenziata. Sì. Questo significa che il tuo personaggio non lo può raggiungere nel turno in corso. Fai in modo che nessun nemico gli blocchi la strada. Va bene, va bene. Vabbè, quindi lo attaccherò al prossimo turno. Quindi vediamo un po', non dovrei far cioè, potrei passare direttamente. Non so quante storie. Eccoci qua, mi ha dato un'altra missione. Prendi questa provincia suo, che è quella che sto andando poi a conquistare, in buona sostanza. Che mi dà un po' più di influenza. Allora, che sarebbe poi questa qua? Allora, intanto attacchiamola. Così almeno cominciamo, cioè aspetto che mi attacchino loro e mi guarda bene i cannoncini nuovi invece che le catapulte. Qua abbiamo un'importante risorsa in questa provincia che dobbiamo conquistare, che sono le ferrovie, che adesso andremo a vedere. Qui intanto posso costruire un'altra cosa, direi che mi faccio la stazione di polizia, perché mi aiuta con la repressione, in quanto andando avanti con lo sviluppo del villaggio, che mi dà anche più uno allo sviluppo della modernizzazione. Quindi sviluppo di modernizzazione vuol dire che la gente è più scontenta. Aumentando la stazione di polizia, cosa succede? Che io tengo bada più, cioè mi dà un po' più di repressione. Qui sto andando avanti a fare quella ricerca lì, che è quella dello sviluppo della modernizzazione, che è quella. Qui intanto veniamo giù con la mia flotta, in modo tale da vedere un pochettino com'è la situazione nella penisola. E basta, direi che adesso vediamo un po' le mie cose diplomatiche qua, le mie relazioni diplomatiche non posso fare niente, direi che siamo a posto. Per cui direi che comunque possiamo per questo capitolo fermarci qua. Quindi ciao a tutti, Piederol. Ok. Allora. Adesso spero che li abbiano finiti. Abbiamo già seccati 3 di eserciti, porca boia. E qua intanto comincia a impostare le costruzioni, perché intanto che fa l'altro giocatore può cominciare a impostare, diciamo, le costruzioni. Ovviamente non le dirò perché siamo in chat insieme, quindi non è che posso dirgli adesso certo. alzo la fortezza per farmi più slot, più truppe, più tutto, cioè c'era un coglione. Ecco, adesso che comincia lo scontro finale. Cerco di attirarlo qui vicino dove c'è le torrette, qui a bocca. E comincia lo scontro fra i nostri due cadeti. Ok, almeno si vedono due rossi. E io ho aperto tutte praticamente le truppe aeree. E adesso seguo anche tutto il resto. Dopo le driadi vanno giù come niente perché tra corpo a corpo e gargoyle sennò muoiono subito. Seccato il primo eroe, seccato il secondo eroe, lui concepisce che ha perso e se ne va. E scampo. Infatti ha già lasciato la partita. E praticamente tutto l'esercito pieno.